Forse era proprio lui che chiedeva aiuto. Alle 18, l'ultimo contatto con la famiglia. Sto bene, vado al lavoro. È collegato in diretta con noi il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando. Ministro, buonasera. Buonasera. Come ha visto un altro operaio morto, la strage continua proprio nella giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. È la solita domanda, ma è d'obbligo: come interrompere tutto questo? Dobbiamo investire sulla formazione, sulla prevenzione e sui controlli. È quello che stiamo facendo da diversi mesi, anche con risorse importanti. Proprio in questi giorni sono arrivati i dati che ci dicono che il numero delle imprese chiuse perché hanno violato la normativa sulla sicurezza e sui contratti di lavoro è raddoppiato rispetto allo scorso anno. Credo che si debba continuare su questa strada. La guerra in Ucraina, Ministro, getta un'ombra sulla ripresa economica di tutta Europa, dice la BCE. I lavoratori devono temere contraccolpi, soprattutto per l'inflazione? Beh, la vita aumenta, il costo della vita aumenta, ma gli stipendi restano uguali, quindi i contraccolpi ci saranno, dobbiamo mettere in campo degli strumenti, intervenire sulla fiscalità riducendo il cuneo fiscale, intervenire ancora per temperare l'impatto sui costi energetici e sulle bollette delle famiglie, poi rinnovare i contratti più vecchi, quelli che sono rimasti aperti, e sostenere i salari più bassi, anche con dei parametri che aiutino ad aumentarli. Ecco, tutto questo serve per aiutare l'occupazione, perché l'occupazione venga sostenuta da subito, ma sono in arrivo nuovi aiuti da parte del governo e poi c'è anche il PNRR da attuare. Gli aiuti ci sono stati, ci saranno ancora. Il PNRR però è la grande leva per far ripartire l'economia in termini di investimenti di infrastrutture e in termini di creazione di nuova occupazione, di nuove attività, ma è molto importante che tutto questo sia sostenuto da un'attività di carattere formativo. Abbiamo bisogno di rivedere, per affrontare le grandi transizioni che dovremmo affrontare, le competenze dei lavoratori. Per questo c'è un investimento di 5 miliardi di euro sulle politiche attive e appunto sulla formazione, e nei prossimi giorni convocheremo dei tavoli per far fronte a quel vuoto di manodopera che si è determinato in molte filiere e che invece può essere uno sbocco occupazionale per molti lavoratori italiani. Grazie Ministro, buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Ora l'omicidio di Treviglio nella